questo momento ci stiamo allenando su 3 specialità che sono il singolo, il libero, sia con il pattino tradizionale che con il pattino inline, e sempre il singolo con la specialità degli obbligatori. A questo va aggiunta una specialità che si pattina in gruppo, che sono i quartetti, dove i pattinatori pattinano 4 alla volta. Sono in questo momento 4 quartetti all'interno della nostra squadra, che a breve poi andranno anche a competere sia a livello nazionale, con una gara a Chianciano Terme a metà del mese di febbraio, e mentre nel mese di marzo inizieremo con una serie di campionati selettivi per quello che è il campionato italiano federale, che si terrà nel mese di giugno. Beh, allora, l'ultima gara che ho fatto è stata ad Arsfeld in Germania. Ho fatto i campionati europei di pattinaggio e mi sono classificata seconda, e purtroppo in quest'ultimo anno non abbiamo potuto fare gare per via del Covid, però speriamo quest'anno di riprendere. Sono arrivata seconda alla prima tappa del campionato regionale che si è svolta qui a Treviso 2 settimane fa. Tra 2 settimane scarse più o meno ci sarà il raduno della nazionale. Sono molto contenta perché comunque è una soddisfazione di tutti gli allenamenti, con determinazione. È la perseveranza e l'amore per la disciplina, quella è la cosa più importante e che ci accomuna tutti qua dentro. Senza la passione e la voglia di arrivare non saremo qui. La nostra società nasce negli anni '80, però per la prima volta il gruppo agonistico è stato formato nel 1989 e da lì in poi sono iniziati una serie di grandissimi successi in campo nazionale ed internazionale. Ancora oggi abbiamo moltissimi atleti in campo nazionale e internazionale che gareggiano con la maglia azzurra, e lo stesso allenatore Paolo Colombo, che è un tecnico federale affermatissimo e rispettato, direi, in campo internazionale. Purtroppo quest'anno a causa del Covid ci siamo dovuti fermare con il gruppo di base, che è il vivaio, quindi le bambine che iniziano a pattinare da poco. Noi siamo qui, siamo aperti, il martedì e il giovedì sono i giorni dedicati all'attività promozionale, quindi di avviamento allo sport, sempre rispettando naturalmente i DPCM di adesso, il periodo, però sì, stiamo sempre cercando di reclutare nuove persone e speriamo che vogliano unirsi a noi, perché io direi che ne vale la pena.